E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi, visto la giornata un po' freddina, vi presento una ricetta tipica siciliana che è la paisa chi sparacelli. Gli sparacelli, per chi non li conoscesse, sono una tipologia di broccolo. Però c'è da fare una piccola distinzione tra il broccolo tipo questo e lo sparacello. Sostanzialmente la differenza è che lo sparacello sono delle infiorescenze, quindi anziché essere un unico fiore, sono tante cimette che crescono nei rami separate l'uno dall'altro. E nelle grandi distribuzioni ovviamente è più facile trovare questo genere di broccolo qua, che viene anche denominato appunto broccolo siciliano. Ma oggi, come dicevo, vi voglio presentare, visto che c'è un po' di freddino, i miei sparacelli, la mia pasta che gli sparacelli. Sarà una minestra e quindi non ci resta altro che tuffarci all'interno della ricetta. Procuratevi un broccolo o sparacello e lo andate a pulire per bene. Io l'ho trovato con i rametti molto teneri. Questi qua non si buttano, si prendono con un pelapatate, andiamo a pelare la parte esterna, che è quella un po' più legnosa. Puliti sotto l'acqua corrente i nostri gambetti, come vedete ho scelto quelli più piccolini, quelli più teneri di tutti quanti, li teniamo da parte. Adesso prendiamo la nostra cima, quella bella sostanziosa, e la andremo a pulire. Vedete c'è un ramo centrale molto grosso. Questo qui non dovete buttarlo nella maniera più assoluta. Lo andrete a pulire, adesso vi faccio vedere come, e poi a sezionare. Priviamolo del fiore e lo teniamo per adesso da parte. Questo qui lo andiamo a pulire esternamente, quindi andiamo a togliere tutti i rametti esterni. Come vi dicevo, quelli teneri, anche le foglioline, lavatele e utilizzatele. Vado a togliere la parte esterna e terrò soltanto il cuore centrale. Noi adesso andiamo a pulirla fino a quando troveremo la parte più morbida e avremo meno difficoltà. Diamo una rifilata con il pela patate, dove magari il coltello non può arrivare e rischiamo di fare uno spreco maggiore. Benissimo, vedete che adesso è molto chiaro rispetto a prima, perché questa comunque è abbastanza tenera. Adesso vedete con che facilità comunque si taglia. Lo andiamo a tagliare a tocchetti. Questi tocchetti, una volta tagliati, li andremo a lessare. Il tempo necessario che si ammorbidiscono, mettete dentro uno stuzzicadenti, se entra ed esce con facilità sono pronti. Dopodiché li potete mangiare o caldi, con un filo d'olio, un po' di sale, un po' di pepe, sono meravigliosi. Oppure li fate raffreddare e li potete usare tranquillamente per accompagnare, volendo, anche un'insalata, con un po' di limone, sale, pepe, olio, e sono una cosa meravigliosa. E purtroppo in tanti scartano perché appunto lo ritengono uno scarto, invece io vi consiglio di usarlo. Allora, pelati e lavati, adesso i nostri gambetti li tagliamo a tocchi piccolini, che questi li useremo nella minestra, quindi non devono essere eccessivamente grandi perché potrebbero dare fastidio. Mezzo centimetro vanno benissimo. Qualche fogliolina tenera la andiamo ad utilizzare. In siciliano ci dice aita a spicchiare, quindi andate a togliere praticamente la parte morbida esterna dallo stelo centrale, in questo modo, andando a fare un movimento praticamente in contropelo. Ok? Questo lo potete pure buttare, ma questo lo andate a cuocere insieme a tutto il resto. E se vi sta piacendo questa ricetta, ovviamente invito tutti quanti a lasciare un like e magari un commento, un semplice smile è più che gradito. Oppure, se avete qualche idea o qualche variante su questo piatto, non siate timidi, scrivetelo nei commenti che ne parliamo. E magari potrebbe essere spunto per la prossima video ricetta. Adesso dobbiamo soltanto andare a cuocere, ad assemblare un po' il tutto. Pentolone sul fuoco, portiamolo ad ebollizione, saliamo l'acqua e mettiamo tutti questi componenti all'interno del pentolone. Poi questo qua lo cacceremo fuori in un secondo momento, tanto è grosso ed è facile da individuare, mentre tutti gli altri resteranno all'interno di quest'acqua bollente che la insaporiranno tantissimo. Quindi una volta che l'acqua bolle mettiamo tutto giù e attendiamo la cottura. Ci vorranno circa una decina di minuti, massimo un quarto d'ora. Qua sta bollendo, metto giù le verdure e andiamo allo step successivo. I nostri sparacelli stanno cuocendo con loro tempo e noi adesso andremo a fare una salsa di accompagnamento. In Sicilia siamo amanti della salsa pick e pack. Per chi non lo conoscesse, è una salsa a base di pomodoro tagliato a pezzettoni, cotto con uno spicchietto d'aglio e olio bollente. Si fa nel giro di 2-3 minuti senza bisogno di aggiungere zucchero, nulla. Diventa dolcissima soltanto grazie a questo shock termico, olio caldo, pomodoro, temperatura ambiente. E veramente vi invito a provarla perché in giro di 3-4 minuti questa salsa è
pronta ed è buonissima. Noi solitamente in Sicilia la usiamo per fare la paisa chi tenerumi. Ne mettiamo sempre un cucchiaio sopra e io oggi farò la stessa cosa però con la paisa chi sparacelli. Quindi adesso vi faccio vedere come si prepara. Padella sul fuoco con un filo d'olio, portiamola a temperatura, spicchio d'aglio, per chi lo gradisse può tagliare l'aglio anche piccolino, io non lo amo molto, lo sapete, per cui uso l'aglio in camicia e poi lo vado a buttare, mi interessa soltanto che rilasci un po' di sapore all'olio. Adesso girate da questa parte così vedete tutto bene da vicino. Olio caldo, tutto in un colpo. Io già lo so cosa state pensando voi. Lo so, guardate, mi state odiando tremendamente. Le mogli, le signore in questo momento mi stanno odiando. I mariti hanno terrore di fare una cosa del genere perché sanno che poi dovranno pulire la qualsiasi. Bene sì, si sporca tutto il piano da lavoro e anche le mattonelle di fronte. E se non avete cambiate, alludete pure voi. Però è un sacrificio che io vi posso assicurare sarà ben ripagato perché il sapore sarà meraviglioso. E adesso una novità, ho aperto un canale WhatsApp. Per chi non lo sapesse, basta andare sul vostro WhatsApp, lentina di ingrandimento e cercare Andrea Matranga Chef. Una volta che mi avete trovato, cliccate ovviamente e vi porterà nella mia pagina. In alto a destra c'è la parola iscriviti, cliccate e resterete iscritti nel mio canale. Perché dovete farlo? Io il consiglio che vi do è appunto di farlo perché là io pubblicherò molte ricettine in esclusiva dove non troverete da nessun'altra parte, oltre ovviamente a dare quelle che sono tutte le anteprime di ciò che faccio. Per cui, se avete voglia di continuare a seguirmi, io vi consiglio di farlo anche là. Ho calato la pasta, come diciamo noi qua al sud, quindi ho messo giù la pasta e si sta cuocendo. Qualche minuto ed è pronta. Ultimo passaggio, questo qua. Questo qua è un caciocavallo semistagionato. Cercavo quello stagionato e non l'ho trovato, ma va bene uguale quello semistagionato. Ma se avete quello stagionato è ancora meglio. È ancora meglio perché è molto, molto più sapido e quando lo andremo ad inserire in una minestra molto calda terrà un po' più la struttura. Questo vi può fare un po' più l'effetto filante, poi decidete voi. Se volete ovviamente l'effetto più filante anziché che più sapido, prendete il semistagionato. Libera scelta. L'importante è che ci mettete, perché vi posso assicurare, come sempre, che questa è una marcia in più. Un bel